L'approvazione della direttiva Casa Green nel maggio 2024 segna un punto di grande discontinuità per il modo in cui gestiamo e trasformiamo il nostro ambiente costruito. Non si tratta semplicemente di un peso che si appoggia sulle spalle di famiglie e imprese, ma si tratta anche di cogliere una opportunità che va nella direzione di valori che sono ampiamente condivisi dalla nostra comunità. La preoccupazione per la sostenibilità ambientale, per la decarbonizzazione fanno parte delle preoccupazioni che i nostri concittadini hanno e che le imprese devono iniziare a trasformare in strategie chiare di offerta nell'ambito della nuova costruzione, nell'ambito della trasformazione del patrimonio già esistente. Tutto questo chiama in causa uno sforzo delle imprese per innovare e per rendere più efficienti i processi produttivi. Questo perché? Perché oggi quel costo che le famiglie devono sostenere è un costo troppo importante rispetto ai benefici percepiti. E dunque dobbiamo imparare a fare meglio e con maggiore efficienza le cose che ci chiede il mercato, e cioè la trasformazione del patrimonio costruito, il retrofit e la nuova costruzione nelle classi energetiche maggiormente performanti. Da questo punto di vista è importante ragionare sia sull'innovazione digitale, che entra in modo innovativo nel cantiere, sia anche processi radicalmente discontinui, come si dice, quelli dell'off-site, cioè la produzione che mescola la fabbrica e il cantiere. Tutto questo ci porta a immaginare lo sviluppo di una nuova stagione in cui lavoriamo sul riuso, lavoriamo sul patrimonio esistente, diamo soddisfazione alle famiglie, aumentiamo il valore del loro patrimonio e diamo dunque opportunità a un settore di crescere in modo coerente con dei valori che sono ampiamente distribuiti, ma capace anche di generare profitti e benefici per le stesse imprese. Tutto questo non si limita tuttavia a una sola riflessione che riguarda la casa, il palazzo, il condominio, ma deve iniziare a pensare complessivamente l'ambiente nel quale viviamo. E dunque deve essere l'incipit, l'inizio per una riflessione su come viviamo nelle nostre città, nella trasformazione dello spazio pubblico che deve essere più capace di adeguarsi alle sfide del cambiamento climatico, deve essere coerente rispetto a nuovi modi in cui ci muoviamo nello spazio e deve offrire quella qualità che oggi troppo spesso ascriviamo solo alle grandi metropoli europee. Io credo che da questo punto di vista lo sforzo sia quello di immaginare città medie, città piccole, che sono assolutamente attrattive proprio perché riescono a trasformare il modo in cui viviamo queste nostre città in forme che sono europee, sono innovative, sono contemporanee, ma che aderiscono a quello che è lo stile di vita di una Italia che non necessariamente deve vivere nelle grandi metropoli. Per la regione del Veneto questa è una grandissima sfida, non abbiamo una metropoli, abbiamo tante bellissime città nelle quali dobbiamo accettare la sfida di una importante discontinuità di cui l'inizio è rappresentato da questa direttiva europea, ma che noi dobbiamo interpretare come un lungo percorso che ci porterà, io credo, verso città decisamente più interessanti e più vibranti.